Ben ritrovati dalla redazione. Hanno forzato la porta d'ingresso con un piede di porco per rubare il fondo cassa e persino le mance destinate ai camerieri. Si allunga la scia di furti nei locali del centro Trieste, una vera e propria piaga, a maggior ragione al varo della nuova stagione turistica. Nel mirino è finita anche la trattoria di Napoli in piazza Ponte Rosso. Il ristorante è stato colpito nella notte tra martedì e mercoledì, la stessa in cui sono stati presi d'assalto altri 3 locali in Borgo Teresiano sull'arteria pedonale che collega Piazza della Borsa e via Trento. Un 38enne triestino risulta irreperibile, la sua scomparsa è stata denunciata ai carabinieri di via dell'Istria a Trieste. L'appello per ritrovare Cristiano Del Ben è stato lanciato dal fratello e dai suoi amici dopo aver sporto denuncia per allontanamento volontario nel pomeriggio del 14 maggio. Del Ben è stato visto l'ultima volta verso le 19 del 13 maggio nei pressi del bar Mia di via Molino a Vento 26. Ad incontrarlo è stato il fratello. Il giorno dopo Cristiano avrebbe dovuto recarsi sul posto di lavoro ma non si è mai presentato. Non ha il cellulare con sé. Nell'abitazione dove il 38enne viveva nell'ultimo periodo sono state ritrovate le chiavi di casa, il telefono e un biglietto. La Corte Costituzionale dice no al terzo mandato. La Consulta ha riportato le motivazioni della sentenza numero 64 con la quale lo scorso 9 aprile ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania sul terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale a statuto ordinario eletto a suffragio universale diretto. La Consulta ha dichiarato che tale divieto è un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell'articolo 122, primo comma della Costituzione. Naturalmente l'eco di quanto dichiarato dalla Consulta è giunto in Friuli Venezia Giulia, in quanto l'attuale governatore Fedriga non esclude una terza ricandidatura possibile a prescindere, in quanto il Friuli Venezia Giulia è regione a statuto speciale, a differenza della Campania o del Veneto, del collega di partito Luca Zaia. A partire dalle 22 di oggi e fino alle 5 di lunedì 19 l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Sistiana e Duino in direzione Venezia sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione. L'attività si inserisce all'interno di un piano di manutenzione della rete autostradale per assicurare la sicurezza degli utenti e nello specifico per migliorare ulteriormente la drenabilità e la fonoassorbenza del tratto già contenute entro i limiti di legge. Le previsioni meteorologiche. Cielo in genere sereno oggi, poi cielo variabile con aumento delle nubi a partire dalla zona montana. Sulla fascia prealpina e sulla pianura nel pomeriggio non sono escluse deboli piogge e locali rovesci. Sulla costa e sulle zone orientali nella notte fino al primo pomeriggio soffierà bolla moderata, localmente sostenuta a Trieste. Vento sostenuto da nord-est anche in quota sulla zona montana. Temperature minime in pianura fra 7 e 10 e le massime fra 20 e 23 gradi. Sulla costa minime fra 13 e 16 e le massime fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.